Verona Rugby e la formazione cadetta del Petrarca di Padova, che si affronteranno agli ordini dell'arbitro Clara Munarini, che sarà assistita da Alice Torra, e poi invece dall'altra parte troveremo Edoardo Sibona, quindi una terna per 2/3 al femminile, che già è stata protagonista, a dire la verità interamente femminile, qualche domenica fa, sempre qui al Panini Center. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre che si stanno apprestando a entrare in campo. Nel frattempo il cielo si è un po' aperto, giornata diremmo piuttosto irlandese come clima oggi qui a Verona, quindi scrosci di pioggia alternati a momenti di apertura del sole, temperatura comunque piuttosto gradevole, sui 16 gradi, un vento leggero e tempo che sembra comunque essersi maggiormente aperto per questa sfida che prenderà il via alle 14:30. Andiamo a vedere la formazione del Petrarca Padova, la formazione cadetta guidata dall'allenatore Alberto Chillon, che schiera con il numero 15 Alessandro Voltan, alle ali con il 14 Riccardo Balasso e Marco con l'11 Marco Barghigiani, ai centri Marco Ravanelli con il 13 e il capitano Vittorio Trez con il numero 12, in mediana con il 10 Alessandro Mizzon e con il numero 9 Eterno Alessandro. Invece abbiamo poi in mischia la terza linea, numero 8 Alessandro Luca Minozzi, con il 7 Luca Perin, con il 6 Giulio Tognon, in seconda con il 5 Federico Mastro Domenico, con il 4 Filippo Marchetti, con il numero 3 poi in prima linea Alessandro Monti, il trenatore Giorgio Nabil Bavaresco e col numero 1 chiude Andrea Frattolillo. Pronti a subentrare dalla panchina abbiamo Matteo Cavallin con il 16, il 17 Jacopo Silecchia, con il 18 Alberto Bruno Baldo, tutti pronti a subentrare eventualmente in prima linea, e poi con il 19 Alvise Bavaresco, il 20 Edoardo Mastro Domenico, con il 21 Jacopo Bonaldi, con il 22 Jacopo Falso e con il 23 Morris Nameka Eco. Vi dicevamo, l'allenatore è Alberto Chillon e il preparatore atletico della squadra è Santiago Liel Monzon. E andiamo a vedere invece il 15 Antracite, che l'allenatore Nicolò Badocchi ha deciso di schierare per questa partita, dovendo surrogare anche alcune assenze, alcune anche dell'ultimo momento. Non saranno disponibili per questo match Zorzetto e Manro nel pacchetto e Ferreira e Leo Quintieri tra i backs. Andiamo a vedere quindi la formazione con il numero 15 Maxel Dowd, alle ali con il 14 Edoardo Mastrandrea e con l'11 Andrea Binelli ai centri, il nuovo arrivo l'uruguagio Franco Rodriguez Scaldaferri e con il 12 gran rientro dopo un lungo infortunio per Matteo Sardo, in mediana con il 10 Francisco Lamensa Sanudo, con il 9 Leonardo Fagioli, con il numero 8 il vice capitano Tommaso Tonetta, con i flanker con il 7 Riccardo Velisek e con il 6 Tommaso Bezzolato. In seconda linea in sala macchine capitano Mattia Zago con il 5, con il 4 Tommaso Redondi e davanti con il 3 Francesco Perbellini, con il 2 Mattia Bertaso e un ritorno anche qui con il numero 1 di Jacopo Apo Schiavon. In panchina con il 16 Vincenzo Zurlo, con il 17 Mattia Piazzalunga, con il 18 Enrico Galanti, tutti disponibili per la prima linea. Poi con il 19 un altro ritorno gradito dopo un lungo infortunio Ludovico Lodo Rossi, con il 19, con il 20 Andrea Nulli, con il 25 Enrico Mario Liut e poi tra i backs con il 22 Diego Antl, che oggi sposerà la sua funzione anche di aiuto allenatore dei tre quarti con la presenza magari in campo o comunque pronto a subentrare, con il 23 Tommaso Baccini, l'allenatore dicevamo Nicolò Badocchi, il preparatore atletico è Alessandro Chillon. Tutto pronto qui a Verona sul prato del Paianini, ecco l'ingresso delle squadre con i ragazzi del mini rugby a fare da ala. Verona che si schiera con la divisa antracite chiaro, calzoncini neri e calzettoni neri, divisa tutta bianca per gli All Blacks Veneti solitamente del Petrarca, con pantaloncini neri anch'essi e calzettoni neri. Ed ecco la terna al centro con l'arbitro Clara Munarini e gli assistenti Alice Torra e Edoardo Sibone. Clara Munarini è di Parma, Torra viene dalla sezione di Milano e Sibona da quella di Torino.
di essere in perfetto orario, vento che in questo momento ci sembra praticamente fermo, è nullo. Verona occupa attualmente il terzo posto in classifica con 42 punti, Petrarca è nono e penultimo con 21, ma non deve ingannare la classifica perché nelle ultime gare Petrarca sta disputando delle ottime prove, l'ultima partita è stato sconfitto di misura 3 metri a 4, 19-28 dal Calvisano, seconda forza del campionato, e come numero di mete, per dire, ne ha segnate 43, il Verona ne ha segnate 45, quindi per dire che il livello offensivo del giovane Petrarca è sicuramente estremamente elevato. Qualche problema in più forse nella fase difensiva, perché sono 361 i punti subiti contro i 291 di Verona, con una differenza di più 46 per la squadra antracite e di meno 71 invece per i ragazzi della cadetta guidati da Alberto Chillon, scusate. Partita che ha preso il via con questa rimessa laterale schiaffeggiata da Zago, con difficoltà recuperata da Verona, che ora con la Mensa va a mantenere il possesso, mette la palla a disposizione per Fagioli, che ora va a far muovere i propri avanti, sembra prepararsi per un calcio dietro il box, prova un po' a spostarsi qualche giocatore della linea, Fagioli arma il suo sinistro e alza un calcio piuttosto profondo, però ben arpionato dall'ala del Petrarca, Marco Barghigiani, che ha scaricato su Alessandro Voltan, e quindi gioco che si riporta sulla linea di metà campo. Sole contrario al Petrarca in questo primo tempo, avete visto come abbia dovuto Marco Barghigiani ripararsi dal sole schermarsi gli occhi con la mano, ma non ha avuto problemi a controllare il calcio di sinistro di Fagioli, scaricare sul proprio compagno e guadagnare terreno. Si riparte da metà campo, Verona che prova a spostare in avanti un po' con il drive il punto di impatto, pallone che nella disponibilità ci sembra di Mattia Bertaso, palla a terra ora per Verona con passamano di Piovan per Redondi, prova ancora con via centrale il Verona passando da terra, prova ora a muovere l'ovale fuori con la Mensa, Daud che si inserisce, muove la palla per Mastrandrea, Verona che si avvicina alla linea dei 22, sale però bene ora la difesa del Petrarca che riporta verso l'azione dei Dici, va a contendere anche però non conclude con la contro-rack l'azione difensiva. Verona che ritarda un attimo l'uscita, poi prova ad andare per via centrale, bel placcaggio però del mediano del centro Ravanelli. Ancora Verona che deve ripartire quindi con Apo Piovan per rifissare il gioco, Mattia Zago, formazione petrarchina ma da molti anni ormai in riva all'Adige, e poi prova ancora a esplorare il terzo canale vicino alla linea di touche Verona, che ora torna dall'altro lato, questo multifase prolungato, Petrarca però che difende con ordine, senza falli, e quindi decide di usare il piede. Fagioli è sfortunato perché il pallone ha una carambola, rimane comunque nella città di Verona, la Mensa decide di anche lì provare a innescare, ma anche lì calcio non preciso che viene intercettato da Barghigiani, quindi è Petrarca che ora torna in possesso dell'ovale con Eterno che scarica sul pilone Frattolillo. Siamo all'altezza dei 22 metri, appena fuori. Alessandro Eterno che quindi alza un calcio per via centrali, che viene controllato in recupero da Vinelli. Daud prova un incrocio con Mastrandrea, ritmo un po' lento e quindi difesa che riesce a arginare l'avanzata veronese che prova a ripartire. Un po' lenti i tempi di uscita dell'ovale, quindi deve muoversi la Mensa che trova un varco, prova a scaricare, ma c'è una linea di fuorigioco. Ha provato un offload per mantenere vivo il possesso e alzare il ritmo, cercare un intervallo. È finita in fuorigioco la difesa petrarchina e quindi Verona che usufruisce del primo penalty di giornata e lo sfrutta andando a entrare nella zona rossa dei 22 metri.
quindi avrà la possibilità di una rimessa in fase avanzata. Vedete che adesso il vento comincia a farci sentire ed è a favore di Verona, ed è proprio il veronese di nascita e formazione Mattia Bertaso, pronto al lancio, Schiavon a fare portaordini, touche a 5, con Zago a fare il recuperatore. Gioca col vantaggio ora Verona perché c'è stato un ingresso laterale nel drive, Verona che prova ancora a spostare l'ovale, lo mantiene nella disponibilità di Fagioli, prova ad avanzare passo dopo passo lentamente, si avvicina ai 5 metri, ma Fagioli ora deve estrarre il pallone che rimane ora bloccato però dalla rotazione del drive, ma si torna indietro per un fallo. Quindi Petrarca che è entrato irregolarmente per bloccare l'avanzata da Tusce, Verona che potrà quindi sfruttare una rimessa laterale da posizione più vantaggiosa, siamo praticamente ai 5 metri. Ancora quindi sarà Mattia Bertaso a effettuare il lancio sul suggerimento del portaordine Jacopo Schiavon. Vediamo se Verona sceglierà ancora il blocco centrale oppure se andrà più sicura davanti o proverà addirittura invece un lancio sul terzo blocco. Vedremo i movimenti, va ancora in mezzo ma non è preciso il lancio, purtroppo scavalca le mani di Zago ed è Petrarca che può contrattaccare. Passaggio però impreciso dell'ala Balasso, era una buona opportunità di contrattacco perché Verona era rimasta sbilanciata, non era riuscita a recuperare quell'ovale, la scelta era stata quella ancora del secondo blocco, ma il lancio è stato troppo alto per le mani protese invano verso il cielo del capitano Mattia Zago. Petrarca ha provato subito a imbastire un contrattacco ma non è stato preciso. Il passaggio, la trasmissione tra Riccardo Balasso e il compagno Voltan, che era al suo fianco, c'è stato anzi un leggero tocco in avanti e quindi l'arbitro Munarini fa riprendere il gioco con questa mischia ordinata, quindi primo confronto tra i pacchetti con le prime linee Frattorillo, Baveresco e Monti in divisa bianca e Schiavon, Bertaso per Bellini dall'altro. A introdurre sarà però Leo Fagioli per Verona, tre quarti posizionati quasi a 45 gradi, ancora profondi. Fagioli che decide di partire subito, prova però a gestire l'ovale, ma il pallone è veramente un po' gettato via con un passaggio impossibile da recuperare per Edoardo Mastrandrea. Però insomma, un po' di precipitazione, di superficialità in questo passaggio. Giocato subito veloce, c'era stato un ingaggio non corretto da parte di Petrarca che fosse mai anticipato i tempi, mischia chiusa, punizione in diretta. Fagioli ha subito messo in moto la linea arretrata veronese, però veramente un po' da dimenticare la trasmissione. E quindi Petrarca ora a ripartire con Minozzi che va all'impatto, poi palla dietro per Mizzon che alza un calcio profondo, controllato bene da Daud, che poi sceglie di servire Binelli, che fa strada, viene assistito dai compagni, può ripartire Verona con ancora un calcio, ci sembra, forza al punto d'incontro Andrea Binelli, Verona che sta sfruttando il vantaggio, prova a fuggire sull'out con Bezzolato, punto d'incontro, qualcuno deve andare a recuperare il pallone, lo fa adesso Andrea Binelli per Bellini con il suo caschetto rosso che va a percuotere in mezzo al campo, palla dietro, la Mensa, un chip dietro, pallone che però poi sfugge in avanti a Mattia Zago e si torna sul calcio precedente. Petrarca un po' falloso in questa prima fase della partita. Sono già 4 i calci di punizione, 3 diretti e 1 indiretto, che la formazione petrarchina ha subito. In questo caso avete visto il segno dell'arbitro Munarini, non è rotolato dopo il placcaggio, il placcatore della formazione cadetta del Petrarca di Padova
e quindi Verona che ha una nuova opportunità di portarsi in zona rossa per una rimessa laterale più o meno una quindicina di metri dalla linea fatata, dalla linea bianca. 0-0 il punteggio quando siamo arrivati ormai al quarto d'ora del match, o poco meno. Verona che sceglie ancora uno schieramento ridotto, vedete, con Perbellini, Zago, Redondi, che De lui è in possesso del pallone, Bertaso a timonare, fondo, entrano dentro ora a legarsi, prosegue l'avanzata, ma ancora una irregolarità, ma Verona che spinge e arriva bene, giocando col cuscino del vantaggio, trasforma questa seconda opportunità. Verona forse col trionatore Mattia Bertaso. Forse non abbiamo visto la fase finale esattamente della schiacciata, ma ci sembra di poter attribuire al giovane talloner Bertaso la prima marcatura quando siamo appunto al 16°. Tabellino che si sblocca, Verona quindi che si porta avanti in attesa del tentativo di conversione affidato a Francisco Lamensa, proprio all'altezza della croce dei 15 metri dalla rimessa laterale, o forse sì, è Lamensa, ci pare che calci. No, è Leonardo Fagioli col numero 9 ad armare il suo sinistro. Si alzano le bandierine, bravo Leonardo Fagioli, e Verona che si porta sul 7-0 dopo 17 minuti di gioco. Abbiamo chiesto conferme qui in sala stampa per l'autore della meta, con Filippo Baldi, responsabile della comunicazione del Verona Rugby, e Francesca Castagna, giornalista dell'Arena. Qui c'era un buon recupero di Binelli che acrobaticamente recupera e poi scarica un calcio profondo che crea forse qualche grattacapo alla difesa della Petrarca, però bravo Alessandro Voltan a cogliere di taglio, riuscire a intercettare l'ovale che poteva rimbalzare pericolosamente e a scaricare poi in rimessa laterale, consentendo a Verona di ripartire però da lontano, poco dopo la metà campo, con sempre Mattia Bertaso, e sempre in formazione ridotta. Finora è stata Verona a condurre le operazioni. Qui però c'è in effetti un lancio non preciso. Giustamente i ragazzi di Petrarca hanno partecipato a touche, hanno saltato e l'arbitro dice no, storta. Vediamo qual è la decisione del Petrarca, se utilizzare la rimessa laterale o andare per la mischia chiusa. Sceglie la mischia, quindi ecco il mediano Alessandro Eterno pronto con l'ovale, ecco la prima linea di Frattorillo, Baveresco e Monti. In sala macchine si inseriscono ora Marchetti e Mastro Domenico. Si inginocchiano i flanker per sostenere i piloni Giulio Tognon e Luca Perin, e col numero 8 Alessandro Luc Minozzi. Dall'altra parte pronti per l'aggancio Schiavon, Bertesi e Perbellini, seconda a dare il loro apporto Zago Redondi, e poi Bezzolato e Velisce che tonetta a chiudere il triangolo, si sfalda un po' ma lascia giocare l'arbitro con Eterno che serve. Buona la penetrazione di Mizzon che viene placcato sul ritardo, prova Alessandro Eterno a sfuggire al placcaggio, ma viene fermato. Petrarca che ora può imbastire l'azione con qualche tempo di pausa, impatto duro per Marchetti, pallone che si muove, gira al largo e poi un calcetto che va a conquistare campo. Ha provato la Mensa a portarsi verso il punto di caduta, non è riuscito a intercettarlo. Tutto sommato una soluzione interessante.
quella di Mizzon, che ha portato a un buon vantaggio territoriale, un buon guadagno territoriale, e ora Verona che deve rimettere dai propri 22, innanzitutto aggiustando la cura del lancio. L'ultimo è stato imperfetto e quindi vediamo quale sarà la soluzione. Primo blocco più sicuro, con Redondi a svettare, Verona a mantenere il possesso, a portare avanti un po' il drive, vediamo se è mantenuto il pallone, ce la fa Fagioli a scaricare poi un sinistro alto, profondo, che viene però ben controllato da Mizzon. Scarica per Voltan che sceglie ancora il piede, viene fermato da Zago. Francisco Lamensa che sceglie un chip con pallone che rimbalza, peccato, con una Veronica anche spettacolare, un po' da torero. Era riuscito Francisco Lamensa, che è capace di serpentine a volte davvero ubriacanti e notevoli. Era riuscito a impadronirsi dell'ovale, a vincere la contesa per quella palla vagante, ma poi gli è sfuggita direttamente in fallo laterale, e quindi è Petrarca che potrà rimettere ora con Giorgio Nabil Bavaresco, ragazzo di 20 anni, anzi nemmeno ancora compiuti, compierà tra una decina di giorni. Allora riprova Verona ora con il pacchetto, Fagioli che vuole alimentare nel senso il gioco, apre l'ovale, prova ad andare con Veliscek all'impatto, però sono lunghi i tempi di uscita e quindi bisogna ripassare dal prato per provare a trovare ancora un po' di ritmo. Calcio però ancora non rotolano i difensori di Padova. Lamensa che sceglie un passaggio acrobatico che l'arbitro reputa corretto, e allora è Andrabinelli che va a marcare una bella meta. Quando siamo arrivati al 22esimo, bella azione di Verona che è riuscita a ritrovare accelerazione, ritmo, dopo che la palla aveva avuto uno stop, un rallentamento, e bella invenzione anche di Francisco Lamensa che con una sorta di passaggio a rientrare ha innescato Daud, che ha liberato sull'out le gambe di Andrabinelli, gambe veloci del ragazzo dell'Academy veronese, che è planato poi in area di meta, portando Verona alla seconda marcatura, aggiungendo altri 5 punti sul tabellino in attesa del tentativo di conversione che sarà, crediamo, nuovamente affidato a Leonardo Fagioli. Si alza bene il pallone, forte, preciso, il sinistro di Leonardo Fagioli, e Verona quindi che sale sul 14-0, quindi primo quarto del match che va in archivio sull'onda dello slancio della squadra di casa, che si è portata ora sul 14-0. Petrarca che ancora non è riuscito a rendersi pericoloso, anche per la difficoltà di recuperare palloni, di avere possesso. Vediamo ora se saprà rispondere la giovane formazione di Alberto Chillon. D'altronde Petrarca e Verona sono le formazioni più giovani del campionato. Difficoltà nel recupero di Verona, Petrarca che torna in possesso dell'ovale e ora possibilità di aprire passaggi un po' imprecisi, ma in qualche modo insomma Tognon riesce a controllare l'ovale, però vedete ancora un passaggio troppo basso per le mani protese del capitano Vittorio Trez, che insomma ha anche un'alzata di sopracciglia, diciamo così, verso il compagno, che gli ha scaricato un ovale altezza tomaia, non è riuscito a controllarlo, e quindi si ripartirà con una mischia ordinata, con introduzione però antracite. Vediamo che si legano prime linee. L'arbitro Munarini, che darà i tempi, vuole che ci sia un sufficiente spazio tra i pacchetti, dà il segnale
del primo dei 3 momenti. Non ci siamo, dice. E avete visto che la testa di Piovan col caschetto nero rimaneva fuori. E la Bedolini dice: calma ragazzi, mettiamoci bene, fissiamo bene il punto. Qua Bertaso che va ad agganciare per Bellini e Schiavon. Pronti, ed ecco il set, ecco l'impatto. Pallone controllato da Verona con Tonetta che muove la mensa, prova a muovere lo spazio per questo ingresso. Buono il pallone per la mensa che prova a forzare sulle gambe, scappa via anche il tentativo di Eterno e bella meta di Verona in mezzo ai pali. Davvero bellissima questa azione, anche se qualche colpo ovviamente passa attraverso la difesa del Petrarca, che non è riuscita a coprire bene in mezzo al campo. Daud ha trovato un primo buco centrale, ha trovato il sostegno perfetto di La Mensa, che ha accelerato sulle gambe, è riuscito a evitare il disperato tentativo di recupero di Alessandro Eterno e ha potuto planare in mezzo ai pali per anche facilitare il tentativo di trasformazione affidato sempre a Leonardo Fagioli. E quindi Verona che ha già messo il pallone tra i pali e quindi si porta sul 21-0, partenza davvero a razzo di Verona che dopo 26-27 minuti si trova avanti per 21-0. Petrarca che ha avuto un paio di palloni per provare a imbastire le offensive, ma non è stato in grado di gestire con accuratezza la trasmissione, soprattutto ha provato ad allargare il gioco, a muovere, ad alzare il ritmo, ma senza trovare appunto precisione. E Verona ne ha approfittato per tornare adesso a marcare. Ancora però una ovale sfuggito a Redondi, qualche problema in ricezione di Verona. Vento che si è fatto ora leggermente più insistente. Si consultano le due squadre. Ma Verona si vede che è stata toccata da qualche giocatore, o forse non è stata toccata proprio da nessuno, quindi è andato direttamente, ce la fa Redondi a portare giù il pallone, drive che prova ad avanzare con Tonetta, chiama il tempo l'arbitro, allora Fagioli si guarda intorno, scarica sui compagni, perché però si stanno prendendo tutta la pressione addosso. Buon recupero del Petrarca con ora l'ovale che si sposta verso la sinistra con Tognon, Eterno che cambia lato, passamano di Minozzi, però si torna probabilmente su un calcio di punizione, primo calcio di punizione conquistato dal Petrarca. Tempo fermo, vediamo se c'è un problema per qualche giocatore di Verona. Sì, un problema alla spalla. E Petrarca che naturalmente cercherà di andare per la rimessa laterale. Un problema di Rodriguez Scaldaferri, ragazzo uruguagio che era in forza il Colorno e che dopo il ritiro di Colorno dall'Elite è arrivato qui in Riva all'Adige. Vediamo Mizzon che scarica un destro preciso, Petrarca che anche tra il pubblico è sostenuto da una piccola schiera ma calorosa di appassionati che hanno seguito i ragazzi qui a Verona. Pronto il lancio Giorgio Nabil Bavaresco con Frattolillo a suggerire la giocata. Aspettano ad entrare Mastro Domenico e Minozzi che fa da mediano ed è Mastro Domenico a svettare. Petrarca che prova ad alzare ora la potenza della sala macchine, prova a spingere sulle gambe, ovale nella disputa di Bavaresco, poi alla fine Eterno preferisce muoverla, è il capitano che prova a forzare in mezzo Vittorio Tres.
Petrarca 6-7 metri da linea di meta, buona però la salita di Verona, buona la salita di Velisek, Petrarca che deve ripartire dai 20 metri, una finta di Mastro Domenico, poi ancora Ovale che viaggia veloce, buona questa trasmissione, c'è spazio al largo, però un passaggio ancora poco preciso, poi il Ovale che sfugge, forse si torna su un fallo precedente, Verona era andata forse in fuorigioco nella difesa, vediamo, sì, quello è il segno chiaro dell'arbitro Munarini, quindi è salito velocemente Verona, ma forse appunto in particolare Velisek era partito da posizione irregolare, sceglie un po' la prudenza, ma perde solo qualche metro con il calcio Mizzon, ancora una bella opportunità offensiva ora per il Petrarca per accorciare le distanze quando siamo arrivati alla mezz'ora, questa prima frazione di gioco qui sul prato del Panini Center, un paio di finte, poi porta giù con il primo blocco, Petrarca prova a muovere ora il drive, Verona che si muove un po' più lateralmente, Ovale nelle mani di Bavaresco che viene un po' risospinto e allora Alessandro Eterno decide di muovere la linea con questa trasmissione, buona la possibilità al largo, meta di Riccardo Balasso, proprio al 31esimo, si è fatta eccessivamente assorbire la difesa veronese che praticamente in tre sono andati a cercare di fermare Alessandro Voltan che si era inserito, ma Voltan è stato bravo a scaricare al largo su Riccardo Balasso che si è trovato una prateria libera, vanamente inseguito da Binelli, è andato a planare in area di meta per la prima segnatura del Petrarca Padova, che quindi rompe il ghiaccio appena oltre la mezz'ora e può provare ora a arricchire il proprio bottino con altri 2 punti. Si prepara Alessandro Mizzon. Però non ci sembra, bandierine che rimangono abbassate sia di Alice Torra che di Edoardo Sibona, sono 5 i punti e quindi del Petrarca e punteggio quindi che ora è di 21 Verona, 5 Petrarca, quando siamo arrivati al 33esimo. Questo primo tempo ed è la Mensa a rimettere in gioco con questo calcio di rimbalzo che va alto per via centrale, tutti sotto a saltare, passaggio in avanti ma recupera comunque l'Ovale Petrarca e ora ha dato fiducia dopo questa meta, una finta e poi Marchetti a forzare sulle gambe, Eterno prova a alzare il ritmo Petrarca, poi riesce Scaldaferri a bloccare l'avanzata del Petrarca che però fa strada, buona questa volta la difesa di Verona, sfugge però l'Ovale che il capitano Trez aveva spostato, mi sembra su Giro Tognon, aveva invitato ad accelerare per entrare con un buon angolo, ma è sfuggito l'Ovale. Finora gli errori di handling hanno penalizzato tutta la formazione petrarchina, qualche errore anche in casa Antracite veronese, però qui ora c'è bisogno di un cambio, entra con il numero 18 Alberto Bruno Baldo, classe 2001, non abbiamo ancora visto esattamente il ragazzo che sta togliendo il caschetto per uscire dal campo. Vediamo se riusciamo a vedere il numero, è passato qui, cercheremo di ricostruire, poi vedere Baldo che ci sembra entrato in prima linea comunque, quindi magari sappiamo se è al posto di Frattolillo o di Alessandro Monti. Intanto abbiamo questa introduzione, Verona che
prova ora a spingere, poi Tonetta che decide di partire, forza sulle gambe e poi muove la palla per Scaldaferri. Mattia Sardo che va a sostenere, Fagioli ancora a muovere l'ovale. Buono il placcaggio di Bavaresco su Bezzolato, un passamano rischioso, riesce per un pelo a tenere il possesso Verona, gioca un po' occhi chiusi, e bravo a metterci la mano Riccardo Balasso all'indietro, perché aveva creato il sovrannumero Verona all'esterno con Matteo Sardo, che si era inserito bene, poi al sostegno di due compagni e ha messo la mano. L'arbitro vuole capire se la mano è stata messa sul passaggio all'indietro oppure se è stata un'interruzione volontaria. Vediamo quale sarà la scelta. No, calcio di punizione. No, allora, ma guardate, non lo so, perché dall'angolazione qui della tribuna sembrava che l'intervento fosse stato, come dire, all'indietro, non in avanti, ma comunque viene valutato falloso l'intervento di Riccardo Balasso, anche se a rigor di logica avrebbe dovuto essere accompagnato loro da un provvedimento disciplinare, ma non è così. Ma in ogni caso, insomma, questa è la scelta di Munarini e Torra, e quindi Verona che si trova ora a lanciare poco fuori dai 5 metri, una finta sul primo blocco, poi Redondi in mezzo, Verona che prova ancora a armare il drive, a disassare un po' la spinta, adesso la verticalizza, ancora ovale nella disponibilità di Bertaso, poi cede per Fagioli, una finta e bravo Binelli a rientrare e a riuscire a segnare, e Alessandro Eterno un po' si arrabbia, Mediano dice ma perché nessuno è andato a coprire sul lato cieco, e Verona che mette dentro la quarta meta quando siamo al 37esimo. Sfruttato bene il drive offensivo e bravo anche Leonardo Fagioli a capire che magari la palla rischiava di non uscire più, di inabissarsi nel raggruppamento, e quindi a muoverla sul lato cieco e a innescare Binelli che ha fintato e è rientrato all'interno, ha battuto il disperato tentativo di recupero del mediano Alessandro Eterno e ha siglato, seppure vicino alla bandierina. Quindi trasformazione ora che sarà più complessa per Leonardo Fagioli. C'è la potenza e c'è anche la precisione, davvero una bella prodezza balistica di Fagioli, infatti sottolineata dall'applauso del pubblico, e quindi punteggio che si muove sul 28-5 in favore della squadra di casa, quando siamo arrivati ormai nella fase finale di questa prima frazione di gioco. Va a rimettere in campo Mizzon, questa volta è Scaldaferri che decide di andare direttamente per la rimessa laterale con un po' di fortuna, pallone che rimbalza direttamente in rimessa laterale, sorprendendo Alessandro Voltan che si aspettava un rimbalzo più lungo. E quindi ora Petrarca a creare il capannello per decidere la giocata, touche ridotta ci sembra a 4, vedete che anzi a 5. Sì, recuperata bene da Tognon e può muoversi. Ora Petrarca muove bene l'ovale e riesce a liberare con efficacia e ce la fa a scappare via Barghigiani, che poi trova il sostegno di Eterno che viene placcato da Daud proprio, anzi scusate, da Matteo Sardo, e poi però c'è un recupero prezioso di Velisek, davvero cresciuto moltissimo, Riccardo Velisek e Tommaso Bezzolato, i due flanker di Egge, due ragazzi che sono davvero stati protagonisti di una grande crescita in questo campionato. Qui è stato molto bravo il Petrarca a muovere velocemente l'ovale con precisione sulle dita rapide di
Bex sulla tastiera della linea veloce fino a innescare l'ala Barghegiani, che va sprintato e poi servito il compagno al centro per la fuga vincente, ma prima il placcaggio di Matteo Sardo e poi le mani di Velisek hanno bloccato l'iniziativa del Petrarca, e Verona che riesce quindi a recuperare il possesso con questo calcio di punizione e a portarsi tra i 22 e la linea dei 10 metri. Tempo regolamentare praticamente scaduto. Mattia Zago con sicurezza. Verona che sull'abbrivio avanza, prende spazio seppure un po' lateralmente, prosegue ancora un po'. Ora si vanno a innestare altri giocatori, si toglie in qualche modo Baldo, poi si trova un po' isolato Sardo, che riesce però a metterlo valle dietro, Fagioli che va a servire la Mensa, che sceglie di andare giù al piede, però fa buona guardia la retroguardia petrarchina, prova a innestare un contropiede con Mizzon, quindi Petrarca che può chiudere con il possesso dell'ovale. Marchetti a impattare, palla ancora fuori, sembra per Frattolillo, poi prova a cambiare lato, buono Mizzon, questa fuga, palla solo intercettata però in avanti. Vedete che Petrarca, quando riesce a trovare ritmo e a muoversi, calcio di punizione per la formazione maglia oggi tutta bianca, quindi potrà chiudere in avanti, però controvento non riesce a guadagnare molto spazio Mizzon, quindi si riprenderà all'altezza della linea dei 22 metri con questa rimessa laterale. Noi siamo sul 28-5, vediamo qualche minuto di recupero che viene assegnato dall'arbitro Munarini, senza interruzioni. Siamo arrivati al 42esimo. Vediamo ora il lancio lungo non preciso che viene recuperato quindi da Verona, la Mensa che usa il piede per andare a conquistare una rimessa laterale avanzata. Questi un po' gli errori, le ingenuità che bloccano questo pomeriggio la formazione del Petrarca. Qui una buona azione, e poi un calcio di punizione conquistato, touche avanzata, lancio però impreciso, recupero di Verona, gioco che torna nella metacampo petrarchina. Petrarca che deve ripartire dalla propria metacampo per strutturare un'azione offensiva. Tanto parte bene con il recupero di Tognon in rimessa laterale, poi un po' di giocatori a fare i corridori per consentire qualche angolo e qualche spazio, poi sceglie il piede, altrettanto fa la Mensa che va giù profondo, assistito dal vento, errore banale anche qui di Voltan. Vediamo se l'arbitro fischia alla fine. No, c'è ancora qualche minuto di recupero evidentemente. Era un pallone che poteva controllare con calma, forse ingannato un po' dal vento, è sfuggito dalle mani dall'estremo Alessandro Voltan, 19enne, farà 20 anni a luglio. E quindi una mischia interessante per Verona, proprio praticamente vicino alla linea dei 22 metri, vicino alla linea dei 15. Vediamo se Fagioli Verona dovesse vincere questa sfida dei pacchetti che fanno però a terra. L'arbitro fa ripetere, deciderà di usare il lato cieco oppure di usare la fascia aperta del campo, forse anche Tonetta col numero 8, lo vedete, si sta facendo un pensiero per quell'ovale, dovesse uscire dalla parte antracite. Andiamo a vedere questa sfida ordinata tra i pack. Finora tutto sommato abbastanza equilibrata. Ecco l'ingaggio.
Fagioli che ora mette dentro l'ovale, Verona che tiene, Tonetta che va a recuperare l'ovale e parte, palla perché però rimane per Fagioli, Mastro Andrea non deve fare altro che servire Matteo Sardo che usa il fisico, va a terra, Fagioli dice dai riproviamo nel senso, andiamo, Apo, Piovan, abbassare il testone per portare avanti la mensa, buona intervento di Daud che danza tra le maglie bianche e poi Verona che quindi può arrivare ai 5 metri con Mattia Zago, passaggio però errato anche se c'è una linea, sì, era piuttosto evidente il fuorigioco della difesa petrarchina, però avete visto l'abilità di Max Daud che è riuscito davvero a danzare e a piroettare tra le maglie della difesa petrarchina, fermato solo a 5 metri e poi una salita da posizione regolare, decide di giocare senza rimessa laterale, un po' vecchi tempi, pronto a toccare la palla a Fagioli, in pronto che la tocchi, l'ha toccata, poi Vericek all'impatto, senza neanche pensarci tanto, Tonetta, mani dietro, prova a scaldaferri, Verona che ancora insiste quindi in zona d'attacco, Fagioli che vuole ora agli avanti, Bezzolato, Petrarca che però sta difendendo bene, poi Bezzolato riesce ad andare a terra, ancora ora per Bellini, Verona sempre all'altezza dei 5 metri, decide di ancora usare gli avanti con Tonetta, pronto Bezzolato a partire, Vericek servito, ci mette le mani, bravo a metterci le mani e questo è un calcio, bravo Bavaresco, ci ha messo bene le mani, Verona alla fine si è un po' isolato, Vericek nonostante il supporto di Tonetta e Piovan, e vabbè, dice guarda, l'arbitro dice buttalo fuori, a Vittorio, anzi a Marco Ravanelli, scusate, non so se sia figlio d'arte Marco Ravanelli. E quindi primo tempo, mentre il cielo un po' si incupisce, finisce sul 28-5 per Verona. E quindi ci diamo appuntamento tra qualche minuto per la ripresa. 4 le mette per Verona, segnate da Bertaso, poi il allenatore la Labinelli, poi la Mensa e l'ultima ancora in doppietta, sempre Binelli. E dopo il 21-0 la meta di Balasso che aveva accorciato sul 21-5 e poi la segnatura finale di Binelli per il 28-5 di questa prima frazione. A risentirci tra qualche minuto.
Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Panini Center di Verona, Verona che conduce per 28-5 dopo i primi 40 minuti. E tutto sommato consolante vedere i ragazzi antracite disputare un buon primo tempo, viste le notizie che sono arrivate negli ultimi giorni, note, sapete la decisione sofferta, dolorosa, però pesante da parte del Verona Rugby, della proprietà del Verona Rugby, di chiudere con questa stagione il grande progetto che ha fatto nascere questo centro e la sua Academy, ma va detto che c'è anche un tentativo, un progetto in atto per cercare di mantenere il patrimonio sportivo, questa eredità che ha una origine lunga, che nasce dal 62 a Verona e che poi negli ultimi 10 anni ha visto protagonista del Verona Rugby, quindi di cercare di non perdere il gruppo dei ragazzi dai piccoli, dalle giovanili fino alla prima squadra, un tentativo che sta coinvolgendo il territorio e la realtà veronese, che è in atto e c'è la speranza che vada in porto. Quindi bravi comunque i ragazzi a mantenere la concentrazione e la voglia in questa partita. D'altronde hanno giocato con spirito combattivo anche ad Avezzano, l'ultima partita di campionato dove sono stati sconfitti per 16-10 al termine di una battaglia veramente infuocata, perduta solo nei minuti finali, e oggi stanno dimostrando di aver voglia di continuare a lottare sul campo, conducendo ora per 28-5, anche se Petrarca ha saputo portarsi in avanti. Ora buono Zago, capitano nel salto, poi Velisek, notevole il suo primo tempo, poi Fagioli a scaricare giù per la Mensa, che tutto sommato fa bene a tenere il calcio basso, visto un po' il vento che ora dovrebbe essere a sfavore di Verona, anche se è un vento piuttosto irregolare. La Mensa che controlla, Daud che prova ad arrivare, deve andare ora a fare il ponte per proteggere l'ovale, Verona che deve ripartire ora dagli avanti, Tonetta dice dammela qua, va ad impattare su Marchetti, Tonetta è stato uno dei percussori, diciamo così, più efficaci nel primo tempo, e poi il piede di Leonardo Fagioli che sta gestendo tutto sommato bene, anche se non sempre Verona riesce ad avere il giusto ritmo, la giusta accelerazione, il giusto timing, prova ora col piede a esplorare la profondità, ci sembrava Mizzon, vediamo l'apertura, poi sceglie ancora il piede la Mensa per far ripartire da lontano Petrarca, giustamente l'arresta col piede e poi no, tutto sommato non riesce a fare molta strada il calcio di Voltan, quindi buona la strategia veronese di usare il piede e qualche cambio nel frattempo. Vediamo, le squadre cominciano a dar fondo alla panchina. Già era entrato nella prima frazione per il Petrarca Alberto Bruno Baldo, ora con il numero 20 è pronto Edoardo Mastrodomenico, anche lui un ragazzo di 19 anni, e con il 19 è anche Alvise Bavaresco. Fisico gli sembra robusto. Vediamo quali saranno poi i giocatori usciti, ci sembrava forse Minozzi, combattimento, poi alla fine riesce a tenere l'ovale il Petrarca, allora Eterno, il placaggio duro su Baldo, però Ovale che naviga al largo con Voltan che ora viene bloccato, Eterno per Marchetti che va a impattare, Petrarca che ancora quindi può alimentare l'azione, prova la corsa all'accelerazione Mizzon che ha delle buone invenzioni, e poi qui ora muove l'ovale, fa strada Marco Barghigiani che ha buone gambe elettriche e poi arriva a tutta velocità il nuovo entrato Mastrodomenico, Eterno che fugge via, però sul placcaggio gli scappa la palla in avanti, credo che l'arbitro chiamerà, no, decide, sì, passaggio in avanti, era slittata via, eravamo indecisi se l'arbitro
avesse voluto concedere la norma del vantaggio, perché Daud stava contrattaccando pur dall'area di meta. Poi alla fine invece, su segnalazione del giudice di linea, ha deciso di tornare sul passaggio in avanti volontario. Però Petrarca, che ci sembra partito con un piglio più volitivo in questo secondo tempo, vedete con il 19 Bavaresco, che è entrato al posto quindi di Mastro Domenico, Federico, mentre è entrato con il 20, lo vedete come flanker a sinistra, Edoardo Mastro Domenico. Sono rimasti Fratolillo e Bavaresco, e in luogo di Monti invece già prima era subentrato Baldo. Non ci sembra di aver visto ancora cambi in casa Antracite, e qui ora non funziona l'ingaggio del Petrarca, e quindi punizione di seconda, ma decide comunque di andare per il territorio, pur perdendo il possesso della rimessa. È la Mensa che va a guardare e poi decide di alzare un calcio che però svirgola in mezzo al campo, rimbalza alto e poi viene recuperato da Balasso, che subisce il placcaggio, però poi ingenuità di Piovan, che dice pensava fosse finito il raggruppamento, non è così, e quindi quarto calcio di punizione per il Petrarca, 3 quelli nel primo tempo, 5 quelli di Verona, poi a volte erano anche di più, ma le norme del vantaggio hanno fatto proseguire, e quindi Petrarca che continua in questa apertura di secondo tempo a insistere nel metacampo di Verona, che non riesce a uscire. Petrarca quindi che parte dai 22 metri, ed ecco arrivano i cambi forse anche in casa Scaligera. Vediamo quali sono le scelte. Dovrebbero entrare in campo ora Ludovico Rossi, che è stato a lungo assente per un infortunio serio alla caviglia che ha bloccato questo ragazzo, che entra al posto del capitano Mattia Zago, autore di una buona prestazione. Mattia è uno dei punti di riferimento anche, come dire, caratteriali, morali del club. E poi anche forse è uscito Riccardo Belisek, ci sembrava, e sono entrati quindi, ora vediamo, con il 20 Nulli, con il 19 Ludovico Rossi, e ci sembra anche davanti Mattia Piazzalunga. Nel frattempo Petrarca però che è impreciso nel lancio, e quindi Verona può riprendere o con una mischia. Vediamo ora l'assetto, stanno un po' guardandosi in faccia dopo i cambi, devono capire un po' come sistemarsi i ragazzi veronesi. Allora andiamo a cercare di capire un po' la situazione. Quindi due giovanissimi, quindi è entrato Piazzalunga per Schiavoni, ci sembra, quindi Piazzalunga, Bertasio e Perbellini, prima linea davvero giovanissima per Verona. Poi Redondi, che è rimasto, in luogo di Zago è entrato Ludovico Rossi, poi Bezzolato, e in luogo di Velisce che è entrato Andrea Nulli. Mischia che con qualche fatica tiene, vedete che avanza poi Tonetta bravo a recuperare l'ovale, a scaricarlo per la Mensa, che rischia di essere intercettato, ma riesce ad andare profondo, e Verona con qualche affanno riesce a uscire dalla pressione del Petrarca. Vedete che sta giocando contro vento Verona, vento che va un po' a folate però. Ancora altri cambi, questa volta in casa petrarchina. Se cambio in mediana, entra con il numero 21 Jacopo Bonaldi, e dovrebbe uscire con il 9 Alessandro Eterno, se non abbiamo visto male. Marchetti a recuperare l'ovale, poi Inzon che muove per l'inserimento di Bavaresco, ed ecco il primo ovale giocato da Jacopo Rinaldi per Mizzon. Vediamo Tognon che va a servire all'ala Barghigiani. Fratolillo va a incornare, ma difende bene Verona, esplora il lato corto, prova a cercare un po' di spazio il Petrarca,
Bonaldi allora riparte per le percussioni di Marchetti, rimane un po' in mezzo il giocatore di Verona e giustamente calcio di punizione. Parte subito Bonaldi, ancora gioca il vantaggio. Verona non è stato abbastanza rapido nel rientrare a 10 metri, quindi Petrarca che può giocare tranquillo, poi un errore ancora di trasmissione. Valley che si vuole un po' troppo a terra, ma comunque Petrarca che ora ha la possibilità in questo secondo tempo di mantenersi in zona offensiva, e infatti vedete Clara Munarini che dice sì, non c'è stato rispetto di 10 metri e ci sembra di segnalare un altro cambio. Ora entra il numero 16 Matteo Cavallini e dovrebbe essere uscito Andrea Frattolillo, il numero 1. Nel frattempo qualche problema per il pilone veronese Francesco Perbellini. Verona che in questo secondo tempo sta subendo l'offensiva petrarchina, naturalmente sotto per 28-5, sta cercando la rimonta. E quindi rimessa laterale. Nel frattempo con 17, sì, Piazzalunga, dovrebbe esserci ancora Bertaso in campo. Ci mette una mano Verona, però bravo a recuperarla Mastro Domenico. Poi prova a insistere col fisico Alvise Bavaresco. Petrarca ora a dar la carica con Giulio Tognon. Verona che è riuscito a metterci le mani, l'arbitro dice lascialo, ha bezzolato, è un finto passamano di Marchetti, Bonaldi che ha dato buon ritmo, poi però rimane un po' lì con la palla in mano Mizzon, riesce Verona a risalire, Marco Ravanelli prova a ricostruire, magliette che si allungano, poi è Voltan, Petrarca che sta giocando a tutto a pieno organico, bravo qua Bavaresco a rompere due placcaggi e a rilanciare per Luca Perini. Ancora Petrarca che si avvicina alla linea di meta di Verona con la percussione di Tognon, poi ancora un calcio perché dice che non è rotolato il giocatore di Verona, quindi Petrarca che può ancora attaccare con serenità sapendo di avere il vantaggio. Bonaldi, Verona che prova a difendere attorno alla linea dei 5 metri, pronto a entrare Voltan, ma ancora si decide di andare invece per linee centrali. Bonaldi, pronto Perin, fa strada, palla però un po' troppo dietro, un po' troppo ferma per Balasso, deve ricostruire ancora il Petrarca, Verona che guadagna qualche metro, poi Marchetti a metterci il fisico, contrastato da Perbellini, poi c'è l'arbitro qua, non c'è avanzati e dobbiamo tornare indietro. E ancora siamo al sesto calcio di punizione a favore del Petrarca, 3 nella ripresa, tutti a favore della formazione petrarchina, Verona e quindi deve sistemare la disciplina, una finta di capitano Vittorio Trez che proprio decide di andare direttamente rimessa laterale per provare a sfruttare questa penalty touche e riavvicinarsi e riaprire il match. Sono trascorsi una decina di minuti del secondo tempo. C'è ancora qualche cambio, ma non mi pare che sia così. Pronto Giorgio Bavaresco che sta disputando una buona partita, però qui il lancio ci mette una mano, anche se rischiosa, riesce per il momento Verona a trattenere l'ovale, proporzione di meta. Fagioli che si guarda intorno, vediamo se scarica sulla mensa o proverà ad andare lui col piede. No, un punto di incontro un po' coraggioso per guadagnare anche solo un paio di metri per poter liberare meglio. Prova ancora con qualche rischio Verona a tenere il possesso, prova a forzare il punto di incontro, però va bene.
si è fatto ingolosire il Vise Bavaresco, che è entrato davvero con grande generosità in questo match, però ha forzato lateralmente il punto d'incontro, non è entrato dal cancello, dal gate, e la Mensa, che ora anziché andare in touche decide di andare per il prato lungo. Gran calcio, grandissimo calcio che esce in questo momento, davvero una prodezza balistica. Poteva essere un interessante contrattacco per Verona. Si è accesa la partita improvvisamente con delle soluzioni anche originali, e poi la Mensa che si sente ispirato prova a usare il piede, pallone che rimbalza, pezzolato, non sappiamo se abbia segnato o no. Vediamo cosa dice il giudice di linea. Purtroppo si è alzata di fronte alla telecamera del nostro Matteo Papi una testa con la felpa grigia che ci ha proprio bloccato la visuale, e alla fine la meta ci sembra assegnata. Sì, meta assegnata, e il Tommaso Bezzolato va a segnare. Un po' una beffa per il Petrarca, che aveva iniziato questo secondo tempo a sprombattuto, assediando l'area di meta veronese. Era arrivato vicino un paio di volte a pochissimi metri, ha sfruttato con i calci di punizione ravvicinati, e poi ha subito prima un lunghissimo calcio di Lamensa e poi sul rovesciamento di campo, sempre su un altro passaggio di piede profondo, un cross preciso che Bezzolato, pur sul filo della linea di touche, è riuscito a tramutare in meta. E quindi quando siamo al 53esimo va ad arricchire il bottino veronese, sempre in attesa del tentativo di Leonardo Fagioli. Che oggi davvero si dimostra straordinario dalla piazzola, portandoci sul 35-5, davvero precisissimo Leonardo Fagioli, con due pregevolissime conversioni dall'angolo, tra l'altro calciando di sinistro, quindi non dal lato agevole, ma è stato davvero bravo a coordinare potenza e precisione, a scavalcare nel punto giusto l'H e a portare altri 2 punti che, sommati ai 5 della meta di Bezzolato, issano Verona sul 35-5. E ora cambi con l'inserimento con il 25 di Enrico Mario Liut, esperto giocatore di mischia. Altri 2 cambi pronti per il Petrarca. Con il 23 e il 22 sono pronti Jacopo Falso e Morris Ecco. Arrivano ora i cambi. Esce il numero 7 Luca Perin, praticamente crediamo che abbia usato l'intera partita, l'intera panchina. Alberto Chillon non fa molta strada nel frattempo il calcio di rimessa di Verona. È rimasto in campo Giorgio Bavaresco nella prima linea, pronto alla rimessa, con Matteo Cavallini a suggerire la giocata. Ecco, vedete ora che il neotratto con il 23, Morris Ecco, proprio lui a recuperare l'ovale. Buona spinta di Verona, anche tentativo irregolare di Bertaso, drive che fa strada, e solo ora si ferma. Petrarca che sta giocando con il vantaggio, ora un po' più faticosa l'avanzata, però ancora di qualche passo in avanti, e poi si torna sul punto dell'infrazione di Verona. Decide di non usare i cartellini dietro Munarini. Era Liut che ha preso il posto di Mattia Zago nelle funzioni, nei gradi di capitano, a parlamentare con Munarini, che dice: guarda, che ha tirato giù, cercato di tirare giù essenzialmente. Ma ci sono altri 3 cambi, anche Nicolò Badocchi da fondo alla panchina.
quindi entra Tommaso Baccini con il 23 e ora entra anche Enrico Galanti in prima linea in luogo di Perbellini. Baccini, Galanti e anche Vincenzo Zurlo, quindi anche cambio in tutta la prima linea. È uscito anche Bertaso, quindi Bertaso e Perbellini sono usciti per far spazio a Galanti e Zurlo. Protende le sue lunghe leve e ci riesce Henri Secco a portare giù questa palla, ed è il drive ora di Petrarca che prova ad andare avanti, chiamato il tempo, non molla, prova Varesco, prova ad andare avanti, fa strada, ma in maniera irregolare, non sono legati bene e i giocatori sono andati a mettersi direttamente davanti. Smarrita un'altra occasione, un'altra opportunità per i ragazzi di Alberto Chillon. La Mensa può appoggiare l'ovale in rimessa laterale. Altra occasione smarrita da Petrarca a favore di Verona, che quindi respira e può ora disporre di questo ovale, anche se proprio propriamente a campo. E sarà il primo lancio per Vincenzo Zurlo, interessante ragazzo dell'Academy. Palla per Tommaso Redondi, uno dei pilastri delle nazionali giovanili degli ultimi anni azzurre, anche nell'ultimo mondiale under 20. La Mensa che prova a disassare la difesa, poi va giù profondo, lungo, recupero di Voltan, che poi sceglie un chip, un quartetto colto interessante, ma la Mensa fa buona guardia e poi decide di andare giù. C'è un fuorigioco sul recupero della Mensa. Erano davanti i giocatori di Verona su segnalazione di Edoardo Sibona, e quindi è Petrarca che può riaffacciarsi nei 22 metri, fase ora un po' frammentata della partita. Non sono stati abbastanza rapidi a uscire dal cerchio del fuorigioco i giocatori di Verona, e quindi Petrarca che può rilanciare ancora la propria azione offensiva. Finora è stato molto bravo Henri Secco in rimessa laterale a sfruttare i lanci, ed è ancora lui davvero bravo a coordinarsi. E poi è Petrarca che allora si lancia all'assalto, riesce in qualche modo a difendere Liut, poi ancora Petrarca, sempre nel senso, una combinazione tra Mizzon e Ravanelli. Poi prova a usare fisico Bevaresco, Petrarca che avanza vicino ai 5 metri, cambio d'angolo per Tognon, poi bravo a disincagliarsi, Bevaresco vicino, appena corto, ma ora è molto, e poi una finta e una bella meta di Mizzon che ha sfruttato la corsa di un compagno che ha aperto un varco, e Mizzon è andato a segnare con merito. Petrarca segna in questa ripresa la sua seconda meta, quando siamo al 60. Quindi pareggia i conti della meta di Bezzolato Mizzon, donde Petrarca nel secondo tempo ha avuto a lungo il possesso. Come va il tentativo di Alessandro Mizzon, che cerca di convertire la propria stessa segnatura. Ce la fa, bel calcio, e quindi 35-12 quando entriamo praticamente nell'ultimo quarto del match. Ma Petrarca che ha messo in campo una bella reazione in questa ripresa,
sta gestendo la maggior parte degli ovali. Verona che ora deve riprendere un po' l'iniziativa. E Grant decide che è il momento del suo ingresso in campo. Quindi, prima partita da allenatore giocatore di questa stagione. Diciamo che Verona ha dovuto far fronte a qualche assenza, ma finora sta andando bene la formazione veronese, anche se Petrarca ora ha deciso di veramente, sta provando a riaprire il match. Appena fuori dai 22 tra Bonaldi a salire per un calcio dritto in mezzo al campo. Daud che riesce a evitare il primo placcaggio e mette la palla a disposizione. Verona ora che può attaccare. Galanti che usa il fisico per andare a contatto. Fagioli, poi piazza lunga, anzi Zurlo prova a rientrare e allora sceglie ancora il piede. Antel sotto, nel punto perfetto, allontana Marchetti, mette la palla a disposizione. Qui però nessuno lo lascia. Fagioli che prova a recuperare l'ovale. Sì, non è mai stato rilasciato Antel, che si guarda un po' smarrito intorno, poi dice meno male che è rimasta a noi. E quindi è la Mensa che può andare in rimessa laterale, all'altezza dei 5 metri, poco più, 6-7 metri. E quindi Verona che ha un'altra opportunità per rispondere alla bella meta di Mizzon. Partita piacevole tra due squadre che giocano a viso aperto, cercando di alimentare multifase, che valorizzino anche le velocità delle proprie linee veloci, delle proprie linee di arretrate. Verona che ha sfruttato forse un po' di più il drive, mischia nel primo tempo, ma muovendo sempre bene anche l'ovale. E ora vediamo che ci riprova con il pacchetto, il primo blocco su Redondi. Attenzione ora che si ferma ai 5 metri. Antel che decide che va a fare anche la terza linea, poi torna fuori. Verona che lentamente avanza e arriva con una certa lentezza, un po' una giocata da testuggine, da tartaruga, ma lenta, inesorabile. Ha guadagnato, ha mangiato centimetri, metri e alla fine è approdato di là. Non sappiamo che può essere, ma ci sembra forse il nostro Galanti, il nostro pilone, originario di Roma, nato nell'Academy veronese negli ultimi anni, un'esperienza anche all'estero l'anno scorso, e poi è rientrato in Riva all'Adige, Enrico Galanti, e lui a marcare la segnatura quando siamo al 63esimo. E Verona che quindi segna la sua sesta meta. Abbiamo visto Belicek che è andato a portare il conetto al compagno. Sempre Fagioli, caricato del tentativo di conversione e ancora una volta dall'angolo. Niente, questa volta non riesce la prodezza balistica a Leo Galenti e quindi 5 punti portano il punteggio sul 40-12. Verona quindi che ristabilisce un po' la distanza. Petrarca che ora deve provare a ripartire. Almeno per pareggiare la meta in questo secondo tempo, e ci gioca anche l'ultimo cambio. Alberto Chillon con Jacopo Silecchia, ragazzo 19enne, anche lui compierà 20 anni a settembre. E ci sembra uscire Giorgio Nabil Bavaresco, certamente uno dei migliori della formazione petrarchina, insieme a mediano d'apertura Mizzon. Palla dietro di Fagioli per la Mensa,
che oggi sta distribuendo bene al piede, anche se qui va un po' troppo centrale per la corsa di Giulio Tognon, anche lui autore di una buona performance, sempre grande fighting spirit, questo flanker, palla bassa, riesce a domarla, e poi ancora poi una trasmissione imprecisa di Voltan, fa giocare il vantaggio light Verona, la Mensa, prova a evadere da Bonaldi, si guarda intorno Fagioli, un po' avanti la difesa di Petrarca, pallone nella terra di nessuno, e allora si decide di tornare sulla infrazione precedente e quindi si riprenderà con una mischia. Andiamo a vedere adesso queste nuove prime linee, tutte nuove, con Baldo, Silecchi e Cavallini per il Petrarca, e con Piazzalunga, Zurlo e Galanti per Verona. A introdurre la mischia antracite sarà sempre Leo Fagioli, invece a fronteggiarlo in luogo di Alessandro Eterno è entrato Jacopo Bonaldi per Petrarca. Vediamo come andrà questa nuova sfida, questo braccio di ferro tra pacchetti. Siamo entrati ormai nell'ultimo quarto di questo match. Tempo che tiene, cielo che si è fatto coperto, ma non ci sembra di vedere avvisaglie di pioggia. Il 23 è entrato Morin Secco, giovane che sembra davvero molto interessante, anche se sembra molto asciutto nel fisico, ha davvero dimostrato eccellenti doti in rimessa laterale e anche nella capacità di muoversi con l'ovale. Vediamo ora che è entrato Liut, il luogo di Tonetta, a chiudere il triangolo della mischia veronese. Rotto Tonetta, autore di una bella prestazione anche oggi, insieme a Redondi. Pallone che rimane lì, alla fine lo recupera Fagioli. Antle, ancora un inserimento, Daud perde un po' di tempo e finisce impreciso nel passaggio. Ha anticipato un attimo la corsa perché Antle ha aspettato il raddoppio di la Mensa, che è arrivato. Daud aveva perso il passo, ha dovuto fermarsi e quando è ripartito non è stato preciso poi nella trasmissione dell'ovale e quindi mischia, questa volta con l'introduzione petrarchina affidata a Jacopo Bonaldi. Due squadre d'altronde giovani che animano un rugby di movimento dinamico, anche bello, ma macchiato, penalizzato a volte da errori proprio di trasmissione, di precisione, di concentrazione. E ora possibilità per il Petrarca di avere una piattaforma offensiva appena dentro la metacampo antracite. Vedete che nel frattempo Tognon si è messo numero 8, lui a recuperare l'ovale e a partire a rompere il placcaggio, poi bravo Liut a placcarlo, si guarda un po' attorno e poi va a spingere Baldo. Bonaldi a caricare per Perin, poi ancora Tognon, prova ora al largo, un po' di confusione ma riesce tutto sommato la giocata di Trez. Petrarca che rimane in possesso nel cuore dei 22 metri. Ora ancora quel fisico al viso bavaresco. Tognon, una sponda interna e poi ancora cerca spazio fuori. Mizzon che spara addosso al compagno, riesce comunque a recuperarlo Voltan, gioco un po' frammentato. C'è un vantaggio, si era trovato in fuorigioco un giocatore della difesa veronese, un po' lenti nel ripiazzarsi i giocatori di Verona. Ora poi ovale largo, palla per Marchetti, ma passaggio in avanti involontario, però sì, fuorigioco. Quinto calcio di punizione nella ripresa per Petrarca, arriva a 8 calci a favore contro i 6 veronesi. Era stato più
spalloso il Petrarca nella prima frazione, lo è di più Verona in questa seconda, e quindi Petrarca che può ancora insistere. Vedete Bavaresco e Mastro Domenico vicini a fianco dell'ovale. Nel frattempo qualche problema per un giocatore antracite, non riusciamo ancora a vedere, piuttosto lontano la nostra postazione. Soccorso ora, mi pare che tutto possa riprendere. Sì, stavamo guardando Antl che avesse sostituito, ci sembra Matteo Salde, comunque un buon ritorno anche il numero 12 Scaligero, anche lui è rimasto a lungo ai box per un infortunio che ha richiesto lunghi mesi di recupero. Tutto sommato ha avuto una bella prestazione oggi. E anche Scaldaferri, il nuovo arrivo uruguagio, è dato da fare in mezzo al campo. Ma direi su tutti molto buona l'orchestrazione di La Mensa, anche nel gioco al piede oggi, e sempre preziosi gli inserimenti di Max Eldaud. E poi da sottolineare le due marcature di Andrea Binelli nel primo tempo, e qui ora un calcio di punizione a favore, parte subito Petrarca, calcetto a seguire, cercando l'area profonda e viene tenuto alto, cerca di andare disperatamente a terra, tutti sotto un grande mucchio, ma l'arbitro dice si riparte da lì. Era stata buona l'idea di Mizzon, anche considerato l'ampiezza delle aree di meta del Paganini Stadium, del Paganini Center. È andato con un calcetto dietro, il rimbalzo l'ha anche premiato, ma ha dovuto andare in aria con le mani e lì si sono abbrancati come in un grappolo, senza lasciare spazi i giocatori antracite, e Carla Mularini non è stato altro che chiamare il tenuto alto, e quindi Verona che riparte con il drop, pallone che rimbalza, recuperato ora dal Vise Bavaresco che ora carica, buono il placcaggio di Zurlo, un po' lo accompagna, poi camminatori a vuoto e palla che viene recuperata ancora dal capitano Vittorio Trez, che sceglie il piede, ma il piede premia Verona. C'era da tenere quel pallone, Petrarca aveva l'abbrivio, ma ha preferito provare a esplorare il territorio con un grabber, ma ha recuperato bene dalla difesa veronese, e ora Petrarca sì all'ovale, ma appena fuori dai suoi 22, e il punteggio dice Verona 40, Petrarca 12, quando siamo arrivati ormai nei 10 minuti finali di questo match comunque piacevole, aperto, giocato appunto a viso aperto con grande dinamismo delle due formazioni. Vittoria che, se dovesse arrivare, darebbe tanto cuore, tanta fiducia ai ragazzi di Nicolò Badocchi dopo le ultime due sconfitte di misura ad Avezzano e Torino. È bravo Redondi a recuperarlo, poi a tenere l'ovale, però c'è un passaggio in avanti, aveva messo le mani Edoardo Mastrodomenico, anche se forse prima sul Prato, però c'è un passaggio in avanti volontario e Verona quindi può avere a disposizione. Era stato bravo Tommaso Redondi, uno dei ragazzi più promettenti del vivaio dell'Academy veronese, donde appunto dicevamo nazionale giovanile under 18, under 20, negli ultimi mondiali, ragazzo di grandi potenzialità e qualità, e qui aveva recuperato un bel ovale, poi è stato un po' forse indeciso se animarle con un passaggio rapido, l'ha tenuto, ci ha messo le mani Petrarca, ma c'era un passaggio involontario dei ragazzi in maglia bianca, e quindi mischia altezza dei 22 con l'introduzione per Leonardo Fagioli. Ancora una sfida tra Piazzalunga, Zurlo, Galanti e Cavallini, Lecchi e Baldo. Verona che sceglie di tenere profondo La Mensa, poi quasi allineati i centri Antl e Scaldaferri. Introduzione, Verona che fatica un po', poi cambia lato, se ne è inserito Binelli, la tiene, bel placcaggio di Mizzon. Verona che alimenta nel senso, sale, Scaldaferri che usa il piede però troppo lungo, troppo profondo, e si ripartirà dai 22 metri. Poteva anche essere buona, era salita bene la difesa Petrarca, ma davvero troppo profondo,
voleva una Gilera, ma nemmeno quella sarebbe bastata a recuperare Stovale, e quindi si riprende con un calcio di rimbalzo dalla linea dei 22 metri, affidato ancora a Mezzon, che è uno dei giocatori che ci sembra più vivaci della formazione cadetta petrarchina. La Mensa, che alza una pen under alto alto, pronto ancora Mezzon, che usa un po' il velo dei compagni. Binelli va a cercarlo, poi è Bonaldi che prova a evadere, ci mette le mani, vediamo se l'arbitro, no, tutto bene, la palla è andata lì indietro, Andrea Nulli l'ha visto a tenerla. Antler che corre un po' di lato, sceglie la Mensa, poi Binelli che evade per Bezzolato, rientra per Scaldaferri che deve rientrare per evitare la pressione. Pallone buttato un po' a terra, ma riesce a tenerlo, gran placcaggio in avanzamento, ti sembra di Alvise Bavaresco. E poi Antler che si trova un po' isolato, mette la palla a disposizione, Redondi, Binelli usa il piede, palla che rimbalza e finisce un po' beffarda. Aveva provato Maurice Secco a evitare che se ne impadronisse Binelli, ma invece l'Ovale è arrivato per le vie imperscrutabili delle divinità del rugby nelle mani di Tommaso Redondi, che vede premiata con la meta anche la sua bella prestazione quando siamo arrivati al 75esimo, e quindi Verona che va ancora a ingrossare il proprio bottino portandosi a 45 punti in attesa del tentativo di conversione di Leonardo Fagioli. Quindi settimo sigillo Antracite. Un po' calata la mira di Fagioli, che proprio avevamo detto, forse avevamo perso qualche minuto, siamo all'80esimo, perché proprio allo scadere con la meta di Redondi si chiude la partita qui tra Verona Rugby e la formazione cadetta del Petrarca con il punteggio di 45 punti a 12 a favore della formazione di casa, della formazione Scalizza, che conquista 5 punti in classifica, sale a 47 punti, quindi mantenendo certamente perlomeno il terzo posto, tenendo ancora vive le speranze di accesso ai playoff, anche se, come dicevamo prima in apertura di secondo tempo, la decisione sofferta, dolorosa della città veronese di interrompere l'attività qui al Pioneer Center naturalmente detta un'ombra, ma vi dicevo che c'è un tentativo, un progetto di mantenere viva l'eredità sportiva creata negli anni a Verona, proseguita in questo decennio dal Verona Rugby, e la speranza naturalmente di tutti gli sportivi, gli appassionati veronesi, è che questo tentativo vada in porto e prosegua l'attività qui a Verona. Nel frattempo ci lasciamo con questo risultato finale di 45 a 12 tra due squadre molto giovani che hanno onorato con una bella partita il match. Dicevamo sulla parte, nel parte petrarchina, ci è sembrato che i migliori possano essere il mediano di apertura Alessandro Mizzon, che ha cercato in tutti i modi di vitalizzare, vivacizzare le offensive petrarchine, e anche indomabile Giulio Tognon nelle sue cariche, e bene anche il allenatore Giorgio Bavaresco. In casa Antracite, player of the match per essere precisi, è stato nominato l'ala Andrea Binelli, autore di una bella doppietta e poi sempre pronto nell'inserirsi nelle offensive veronesi. Molto buona anche la gestione di Francisco Lamensa, le serpentine e l'accelerazione di Max Eldoud, e certamente bene anche Fagioli, anche nelle trasformazioni, almeno 5 delle 7 che non erano assolutamente facili, e in mischia menzioni davvero per Tonetta e Redondi, direi innanzitutto bene anche Mattia Bertaso come allenatore, con grande voglia, grande
protagonismo. E quindi da Davide Adami, da Matteo Papi, che è il nostro operatore, da Filippo Baldi, dietro alla comunicazione del Verona Rugby, e dalla sala stampa qui del Pioneer Center con la collega Francesca Castani dell'Arena, un più cordiale arrivederci e risentirci per le prossime partite di questa appassionante stagione del campionato di rugby Serie 1. Arrivederci.